stata una cosa molto inaspettata e ringrazio soprattutto la signora Maria Capocchi che ha fatto questa donazione e credo che sia comunque per una buonissima causa. È un onore, ovviamente un orgoglio e soprattutto una soddisfazione per noi perché dopo lo studio e l'impegno che abbiamo messo nella scuola c'è stata una soddisfazione e grazie alla signora Maria. Ecco, ora siete già però alle superiori, questo è un premio che riguarda le medie, l'anno passato, siete tutte e due però al liceo di Castel del Piano. Una più appassionata di informatica, di materie scientifiche, e l'altra più di materie umanistiche come linguistica. Giada, da dove viene questo amore per le materie un pochino più scientifiche? Le scienze mi hanno sempre appassionato e poi anche la mia professoressa dell'anno scorso mi ha spinto più verso le materie scientifiche. Hai già progetti per il futuro? Ancora troppo presto? Forse è troppo presto. Forse è troppo presto. Il passaggio alla scuola superiore com'è stato? Bene, non troppo traumatico come pensavo, anzi sono trovata bene, anche con i professori, non con tutti però. E invece per te com'è stato questo passaggio dalle scuole medie alle scuole superiori? Non è stato particolarmente difficile riguardo la classe perché avevo già delle amicizie al liceo a Castel del Piano, però è stato più complicato rispetto innanzitutto al viaggio perché non ero per niente abituata. Tocca alzarsi prima. Sì, per i professori però nel complesso mi trovo molto bene. E perché la scelta, da dove viene questa passione per le lingue? Adesso siano molto importanti e che mi possano far viaggiare e aprire verso il mondo. Ai vostri amici e ex compagni di scuola, ve li siete ritrovati anche al liceo, qualcuno di loro? Io no, lei te? Sì, una ragazza che è qui presente e poi altre di 3 ragazze. Insomma. Bene, allora in bocca al lupo che ci farete con questi soldini. Il messaggio è stato piuttosto forte, sia da parte dell'attuale vostro preside che anche delle signore Capocchi. Cosa farete? Io penso la professoressa di inglese ci ha proposto 2 settimane in un college in Inghilterra e penso li userò per quello e insieme alle mie compagne di classe e degli amici andremo appunto a questo college. E tu Giada? Quest'anno non ho programmi come lei, però pensavo anche di fare un viaggio, però magari gli anni futuri perché quest'anno non è molto sicuro, tra virgolette, uscire all'estero. Sì, però sempre dedicata alla vostra formazione. Vabbè, per quello che alla fine la signora Maria voleva. Bene. Poi ovviamente se ci saranno altre proposte, altre occasioni, troveremo un modo, secondo noi, migliore di usare questi soldi, ben venga, altrimenti questa è una delle possibili. Hobby personali? Perché ci sarà mica solamente lo studio. Lavoro, io vi conosco, però ve lo chiedo. Disegno. Il disegno. Mi piace un sacco disegnare e pitturare, poi vabbè le amicizie, mi piace molto stare insieme ai miei amici, uscire. La piscina, quando viene la neve. Quando viene la neve. Sì, e poi ovviamente anche gli amici. Bene, quindi una vita più che normale perché tante volte uno pensa chissà che, in realtà no? Ragazze normali. È stato anche detto prima, quindi in bocca al lupo per il futuro, va bene? Prego. E grazie.